Oggi si presenta un libro, Il mostro, di rabbia ed amore, un libro che è stato scritto da un poeta operaio, così viene definito. Lui è un operaio dell'Ilva. L'Ilva è, come tutti quanti noi sappiamo, un'industria che produce acciaio per un indotto che coinvolge l'intera nazione, ma l'Europa intera in realtà. E il mostro perché è noto quanto l'Ilva in realtà abbia tolto la nostra città. Anch'io sono di Taranto, e tutto ciò che avrebbe dovuto creare economia e avrebbe dovuto creare una rinascita, in realtà ha fatto in modo che tante cose venissero meno, ha fatto in modo che la natura stessa morisse, ha fatto in modo che crescesse la percentuale di mortalità per tumori. L'autore di questo libro è Vincenzo De Marco, che ha voluto firmarsi come Vincent Cernia e ha voluto poi tracciare un suo profilo in maniera molto autoironica, e ha voluto fortemente che la copertina lo ritraesse, e con questa enorme testa pensante. Perché questa scelta? Perché questo titolo? Sì, buonasera. Facile da dire perché io abbia scelto il titolo di Rabbia ed amore, perché il mostro nasce, cioè partiamo da come nasce il libro. Il libro nasce dopo l'ennesima morte in fabbrica di un mio collega, quasi contemporaneamente con la morte della moglie giovanissima di un altro mio collega. Io lavoro da 15 anni all'Ilva. Prima, come tanta altra gente, non conoscevo che cosa fosse quella fabbrica dall'interno, perché tutti ci passavamo sempre per andare al mare quando invece ci sono entrato dentro ho scoperto un mondo brutto, un mondo che toglie la vita, che toglie la vita anche a tantissima gente innocente. Quindi di rabbia, perché io con queste poesie grido la rabbia, e d'amore perché c'è tanto altro, quindi cerco di dare speranza al lettore anche da dentro la fabbrica. Esisteva un tempo in cui anche Taranto e la sua provincia profumavano di ulivi e di mare. Esisteva un tempo in cui anche qui il cielo era sempre azzurro e le nuvole giocavano a rincorrersi felici. Esisteva un tempo in cui anche a Taranto le greggi erano libere di pascolare banchettando serene, e l'erba era verde e non rossa. Esisteva un tempo in cui i bambini non avevano paura di giocare all'aperto, e dal cielo cadevano gocce d'acqua pulita e non polviscolo nero, carbone. Esisteva un tempo in cui Taranto era libera e i delfini felici intrecciavano amore e sereno. Esisteva un tempo in cui a Taranto tutto questo era realtà e non tetra utopia. Un'altra vita è poco o niente, è ferro caldo e acciaio fuso. Un'altra vita è poco o niente, è fatturato e soldi sporchi, colore di sangue, cassa integrato o chiuso in cassa, colore rosso. Tu sei un ingrato e la paura è poco o niente, o si lavora o si lavora. La nostra vita è acciaio fuso, è poco o niente, è fatturato, è poco o niente. E un'altra vita era un operaio e se n'è andato.